Deputato Di Battista. Nell'intervista citata dal collega D'Ambrosio, il collega Civati dice anche un po' di anti-berlusconismo me lo voglio ritagliare. Un po', giusto un'antichietta, Pippo. Stamattina la collega Moretti, alle quale mi rivolgo attraverso di lei, Presidente, fa una dichiarazione sconvolgente. Ci hanno fatto votare contro il conflitto di interessi. Allora, se c'è ancora un'antichietta di anti-berlusconismo all'interno del Partito Democratico, vi imploriamo di non dire sempre no, ma di votare questo emendamento per il ritorno alle preferenze e di fregare, grazie alle preferenze, il delinquente Berlusconi. Ce la possiamo fare, non dite sempre no. Grazie. Prego, onorevole Brunetto. C'è solo il Mario obbligatorio che andare Allora, vogliamo fare l'intervento? e sarei molto felice che il Ministro per i rapporti col Parlamento rimanesse in aula. Ministra Boschi, può trattenersi? È richiesta la sua presenza, grazie. Prego. Richiamo al regolamento, signora Presidente, sulla base dell'articolo 59, primo comma. Parole sconvenienti. In quest'Aula un'ora e mezza fa sono state dette dal collega Di Battista delle parole sconvenienti nei confronti del Presidente Berlusconi. Queste parole sconvenienti non hanno trovato, signora Presidente, la sua reazione, il suo richiamo. Non posso non constatare da parte sua due pesi e due misure, perché quando, sempre da parte dello stesso Di Battista, fu definito il Partito Democratico peggio del partito del PDL, lei intervenne dicendo non offenda per favore. Pertanto, signora Presidente, io le chiedo perché non ha richiamato il deputato Di Battista quando ha definito delinquente il Presidente Berlusconi. Lei con questo suo comportamento si comporta in maniera assolutamente inadeguata dal punto di vista morale nei confronti della gestione di questa Assemblea e pertanto io richiamo lei a non usare due pesi e due misure nella gestione di questa Assemblea. Troppo facile usare la sua stigmatizzazione nei confronti degli avversari politici e usare la sua sedicente autorevolezza nei confronti degli amici. Non è questo il ruolo del Presidente della Camera.